Bentrovati. Inutile girarci attorno, gli scandali nella sanità della Lombardia scoppiano ormai con regolarità. Le corruzioni e le malversazioni sono all'ordine del giorno ormai da anni, ma i vertici politici responsabili di questo schifo non pagano. Vedi l'ex governatore lombardo Formigoni, oggi sotto processo per associazione a delinquere e corruzione. A suo tempo erano stati arrestati alcuni faccendieri delle cliniche private lombarde che gli pagavano vacanze esotiche, viaggi aerei e tanto altro ancora. Ora ce la troviamo al Senato col ditino alzato che detta le sue condizioni sul DDL della Unione Civile. Ed è pure presidente della Commissione Agricoltura del Senato, alleato del bullo fiorentino. In un paese normale un personaggio simile, con questa storia alle spalle, non starebbe ancora nelle istituzioni, ma molto probabilmente, dico molto probabilmente, vedrebbe il sole a quadri in qualche galera. Al Celeste subentrò poi a capo della giunta lombarda Roberto Maroni, ma anche l'ex ministro e l'ex segretario della Lega Nord pare sia circondato da corrotti e corruttori. Ad ottobre gli arrestano un suo braccio destro, l'assessore alla sanità e vicepresidente della giunta Mario Mantovani. Ora gli hanno arrestato un altro braccio destro, Fabio Rizzi, un suo uomo di fiducia, vecchio compagno di partito, insomma un amico. Questo Rizzi era presidente della Commissione Sanità nel nel Consiglio regionale lombardo e perché dopo l'arresto di Mantovani Maroni si è tenuto per sé l'assessorato, lui era il referente diretto di Rizzi. Maroni poi lo ha pure nominato suo plenipotenziario per scrivere la nuova riforma della sanità lombarda. La reazione di Maroni all'arresto di Rizzi è stato veemente, si è detto offeso, deluso, ma soprattutto molto incazzato ed ha tonato che Fabio Rizzi ha tradito la mia fiducia. Nel frattempo Rizzi è stato sospeso dal partito. Altro fatto, qualche tempo fa vi ho parlato delle manovre poco chiare della storica portavoce di Maroni, Isabella Votino. Da alcune intercettazioni telefoniche emergeva un fatto incredibile. In combutta con Pietro Sallini, amministratore delegato della Salini in Pregilo, cercava di fottere gli italiani facendo pagare allo Stato la penalità di 1 miliardo di euro per il mancato inizio dei lavori del ponte sullo stretto di Messina. Anche in questo caso Maroni, povera Stella, non si era accorto della trama e della sua fedele portavoce. Ma ci sono due domande che i cittadini che non hanno portato il cervello all'ammasso si pongono. Maroni è complice di questi cialtroni molto vicini a lui e che hanno fatto strame di ogni etica politica? Oppure sta facendo il finto tonto e non si è mai accorto che all'interno della sua cerchia più stretta, come lo erano Rizzi e compagni, questi stavano gordovigliando senza ritegno con i soldi pubblici? Ovviamente spetta alla magistratura trovare i riscontri su una sua eventuale complicità penale con questi personaggi, ma se Maroni non se ne è accorto, come un novello Alice nel Paese delle Meraviglie, appare evidente la sua manifesta incapacità e inadeguatezza a ricoprire certi ruoli pubblici importanti e perciò dovrebbe dimettersi da governatore della Lombardia. Eppure lui è l'uomo che cacciò Bossi, sostituendolo alla segreteria, usando la metafora della scopa che fa pulizia del marciume che la Bossi Family aveva portato all'interno della Lega Nord. Anche allora lui, che a quel tempo era il numero 2 della Lega, è caduto dal pero, non ha visto né sentito nulla di ciò che stavano combinando Bossi e la sua Family. Eppure è lo stesso Maroni che quando era ministro dell'interno si vantava dell'arresto di decine di mafiosi e ora non riesce nemmeno ad accorgersi dei mariuoli, per dirla alla Craxi, vicini a lui. Comunque, per comprendere l'abisso politico, etico, cui il paese è sprofondato, voglio portare un esempio. Pochi giorni fa è stato incarcerato l'ex primo ministro israeliano Ehud Olmert. Dovrà scontare una pena di 19 mesi per corruzione, avendo accettato una tangente di circa $150.000 da dei costruttori quando era sindaco di Gerusalemme. Il suo vicino di cella è l'ex presidente della Repubblica Moshe Katsav, che sta scontando 7 anni di galera per molestie sessuali. Per noi italiani sono fatti inconcepibili. Un Presidente della Repubblica e un Premier in galera per reati comuni. Pensate un po'. Ma noi siamo lo Stato in cui i carcerati della casta padrona, i famosi colletti bianchi, sono circa 200. In Germania sono circa 8.000. Qualcosa, cari telespettatori, non mi torna. A giovedì prossimo.